Buonasera, buonasera gentile pubblico, amanti dell'hockey, buonasera qui da Tiene. Martedì 17 dicembre c'è un anticipo della terza giornata di campionato nazionale Serie A2 fra la squadra di casa giallo-blu Hockey Tiene contro il Seregno Hockey 2012. Abbiamo già le formazioni in pista, quindi passerei subito, immediatamente, poi faremo tutte le comunicazioni del caso, ma passerei intanto a delineare le due formazioni. Vediamo alla vostra destra con la maglia bianca e pantaloncini verdi il Seregno Hockey 2012 che scende in campo con Mattia Schirino 44, Andrea Duroni numero 8, Mauro Fiazza numero 3, Leonardo Lanzani numero 34, Enea Pasquale numero 2, Riccardo Tessarolo numero 7 e con il 17 Luca Tremolada il capitano, Luca Vaghi numero 30, Filippo Dimone numero 20 e con il numero 12 Leonardo Reggio. Il allenatore tecnico il signor Luca Giaroni. Questa è la formazione del Seregno Hockey, mentre quella di casa ormai dovreste saperla a menadito, in quanto mi sembra che sia cambiata di molto. Sta di fatto che mister Nicola Retis schiera questa formazione in campo col numero 18 Nicola Comin, col numero 4 Daniel Somacale, col numero 6 Pietro Luotti, col numero 7 Marco Mandarini, col numero 9 Alberto Rigo, col numero 13 Andrea Poli, col numero 16 Filippo Ballardin, col numero 17 il capitano Alessandro Conzato, col numero 66 Andrea Zanini e col numero 77 Elia Dalprà. Questa è la formazione della squadra di casa giallo-blu. Non resta che dire il direttore di gara, il signor Fabio Chiminazzo, coadiuvato al tavolo dal signor Niccolò Pavan. È tutto pronto per dare inizio a questa partita, come vi ho detto, anticipo della quarta giornata. Anche se è la seconda partita, entrambe le partite giocate in casa dall'Hockey Tiene, è solo la seconda partita in quanto nella gara 2 ha fatto pausa il Tiene, viene in avanti Fiazza, se non vado errato, passa a Tessarolo che voleva lanciare una botta dentro alla porta del Tiene e in appena 5 secondi l'azione è andata a buon fine, però all'ultimo è riuscito il portiere Comin a parare, a sventare la prima occasione dell'incontro. Possiamo già dare i quintetti di partenza delle due formazioni. In porta per il Seregno Hockey c'è Filippo Dimone. Poi vediamo con il numero 3 Mauro Fiazza, col numero 7 Riccardo Tessarollo, con il numero 2 Enea Pasquale e col numero 44 Mattia Schirino. Questi il quintetto di partenza del Seregno Hockey, posto alla vostra destra della pista in completo bianco-verde. Adesso è il Tiene che muove palla, però tempo scaduto dei 45 secondi richiama il signor Chiminazzo. Il quintetto di partenza del Tiene vede in porta con il numero 18 Comin Nicola, poi abbiamo con il numero 6 Pietro Luotti, con il numero 13 Andrea Poli, col numero 16 Filippo Ballardin e col numero 17 Alessandro Conzato. Questa è la formazione di casa, è già cominciata le prime scaramucce, siamo appena al primo minuto, già sono andate a conclusione entrambe le formazioni. Adesso Filippo Ballardini aveva recuperato palla ma è caduto a terra e ha commettendo fallo. Si è un attimo infortunato Enea Pasquale col numero 2, lo vedete che si sta rialzando in questo momento. Allora siamo sul canale YouTube di FISR TV in diretta qui dal Palaceccato di Tiene e stiamo trasmettendo la partita. Palo clamoroso di Andrea Poli,
Stiamo trasmettendo la partita grazie alla regia di Stefano Ignata. Altra conclusione violenta di Chirino, nel frattempo batti-ribatti delle due squadre non si vogliono dare proprio del botta e risposta di entrambe le formazioni. Il commento di Modesto che sta commentando per voi questa partita che dalle prime battute sarà molto accesa a quello che si sta prospettando fin dai primi minuti. Conclusione violenta di Pietro Luotti, para Dimone senza grosse difficoltà, era ben piazzato. Riparte il Seregno, è Fiazza che muove palla, deve per forza di cose cedere al doppio intervento però non regolare di Filippo Ballardin. Signor Chiminazzo decreta un fallo a favore del Seregno, quindi siamo a centropista, anche se il capitano del Tiene sta cercando di commentare il fallo con il direttore di gara. Vediamo Seregno in avanti, adesso cerca di delineare la trama. Chirino molto agile da Fiazza che deve per forza di cose lanciare in avanti per non superare i 5 secondi di antigioco come si diceva qualche tempo fa. Allora è il Tiene che si scarica in avanti. Luotti si libera di Chirino, va al tiro, sfiora il palo destro di Dimone per un non nulla. Buona l'occasione, ben congegnata, tiro di poco fuori, ribatte immediatamente Fiazza, tanto da far capire che il Seregno non è venuto in gita turistica questa sera. Una serata di martedì che vede in via del tutto eccezionale una partita di campionato in anticipo perché tutte le squadre giocheranno domani sera, tranne il Tiene che ha voluto anticipare l'incontro, e quindi siamo tutti qua. Adesso passaggio di Poli per Conzato che va al tiro, chiude perfettamente Dimone, portiere del Seregno, piazzatissimo, ha chiuso sul palo. Adesso era l'occasione per Tessarollo che non raccoglie la pallina. Lotta fra le due formazioni, alla meglio il Seregno con Chirino che ritorna all'indietro per Pasquale, ne ha tiro dalla lunga distanza altissimo, quindi nulla di fatto. Diciamo che questi tiri più che altro potrebbero essere anche pericolosi. Infatti è la prima partita di Coppa Italia, una pallina vagante molto alta, ha colpito il nostro numero 66 Zanini ed è rimasto fuori per parecchie gare, quindi lo vedremo forse più avanti in pista, senz'altro. Adesso conclusione Luotti Poli che non va a buon fine, ci mette la stecca Dimoni, recupera palla Poli, non riesce a far filtrare il passaggio. Allora il Seregno in avanti con Chirino, destra sinistra, alla fine Luotti non si fa turlupinare da Chirino, riesce a chiudere egregiamente con la stecca. Conclusione del Tiene di Poli di poco a lato, tiro velocissimo, molto veemente. Vediamo che è già pronto qualcuno in panchina del Tiene, già pronto ad entrare. Vediamo il signor Retis, tecnico di casa, molto
sulle spine, molto agitato, da disposizioni precise. Evidentemente c'è qualcosa da sistemare fra le fila del Tiene. Adesso Luotti deve ripiegare all'indietro per Ballardin. Poli ancora sulla zona di fondo pista, ripiega su Luotti molto attivo in questa fase iniziale, torna a Ballardin che però messo male non riesce a conservare pallina. La difesa del Seregno dà a Chirino, viene in avanti, tiro violento di prima, colpisce il palo, aveva superato i tempi tecnici della parata di Comin, si abbatte sul montante e quindi occasionissima per il Seregno per sbloccare la partita. Adesso però ancora tiro di Ballardin, para Dimone, ancora Ballardin, para Dimone. Bellissima la partita. Chirino senza dubbio il più intraprendente dei giocatori del Seregno, molto pericoloso anche il giovane attaccante del Lombardo. Adesso una trama, Poli voleva servire al volo il numero 66, come abbiamo detto lo aspettavamo in gioco, lo vedete ancora con la maschera per proteggersi da quella pallina che l'aveva colpito nella prima gara di Coppa Italia. Vediamo le proteste di Mister Retis. Chiminazzo accetta lo sfogo, però alla fine, ecco vedete, è giallo. Aveva un attimino accettato, però non del tutto, evidentemente. Vediamo. Giallo, quindi primo cartellino di avviso, secondo cartellino sarà per forza blu, quindi attenzione, è questa il richiamo che dà il direttore di gara. Allora ancora il Seregno non ha effettuato cambi, siamo al settimo del primo tempo, non ci sono cambi, mentre il Tiene ha messo in pista col numero 66 Andrea Zanini ed è già ancora pronto Alberto Rigo. Tiro adesso di Colzato che batte sui pattini di Poli. Contrasto con due giocatori del Seregno che recuperano palla, viene in avanti con Fiazza, tiro di Fiazza sul 7. Deve esibirsi in un tuffo spettacolare Comin per sventare il tiro che si stava inserendo nel 7 alla sua destra. Pregevole la parata, il gesto tecnico. Adesso attenzione, Fiazza si stende, Comin si stende, non vuol farsi superare nel modo più assoluto, pericoloso però il Seregno. Adesso è in avanti con Chirino, parata, tiro di Chirino, para ancora il Comin, estremo difensore del Tiene, un po' in difficoltà il Tiene dalle incursioni potenti, veloci del Seregno. Adesso bomba di Zanini che viene bloccata a circa metà area, molto pericoloso il Seregno, è andato molto vicino allo sblocco del risultato, si muove anche egregiamente i giocatori lombardi, nulla da dire in questa fase iniziale della partita. Adesso è Rigo, chiuso però da Chirino che gli ferma il tiro. Ancora Enea da a Piazza,
ripartenza del Seregno, recupera palla Zanini, imposta per Ballardin. Ballardin avanti, si libera di Tessarolo, va al tiro, si ferma, rimbalza lì vicino Dimone, era riuscito a fermarla ma non a buttarla lontano, tentava Rigo di ritoccare in rete la stecca del, mi sembra di Fiazza, è riuscito a sventare l'occasione. Adesso Poli, para Dimone con la mano, si è buttato steso completamente a terra, ha imitato il portiere di casa Comin, ha chiuso proprio all'ultimo, dopo che era caduto, è riuscito a stendere il braccio e a non fare filtrare il tiro di Poli, bomba di Tessarolo, para Comin, sugli scudi portieri, niente da dire, questa fase iniziale, siamo al nono minuto, decimo minuto del primo tempo, si è scaldata tantissimo la partita, però i portieri sono riusciti a tenere il risultato fermo sullo 0-0, ancora tiro di Ballardin, un po' troppo difficile da far arrivare in porta di Dimone. Chirino raccoglie l'invito di Pasquale Enea, dà però a Tessarolo che gli ritorna la pallina, Chirino bomba, una staffilata, per fortuna non inquadra il rettangolo di porta, altrimenti poco avrebbe potuto fare Comin. Ancora Chirino in avanti, si lamenta di un tocco che gli ha spostato la pallina, recupera palla Poli, imposta per il Tiene, viene su Poli, non affonda, vuol ragionare, Ballardin, Rigo, tiro di pochissimo fuori. Ottima l'impostazione con Ballardin, uno scambio preciso. Questa volta è Fiazza che va al tiro, para ancora una volta Comin, ormai avrà fatto più di una decina di interventi veramente decisivi per non far andare oltre la pallina. Adesso conclusione del Tiene, parata ancora una volta da Dimone, ma time out chiamato da mister Geroni del Seregno. Time out per il Seregno che non cambia impostazione della propria squadra, stessi giocatori, esattamente quelli che sono partiti, mentre il Tiene mette dentro col numero 7 Marco Mandarini, esce Poli, no, è entrato con il numero 17 Tremolada, cambio all'ultimo, entra fra le fila del Seregno col 17 il capitano Tremolada, Luca Tremolada, eccolo qui che tocca la prima pallina, si scarica, scaglia subito in avanti, deve scaldare i motori, non che ce ne siano bisogno perché fino a questo momento se le sono già date le due formazioni. Abbiamo visto azioni pregevoli solo perché ci sono due eccezionali portieri che non sono riusciti a muovere il risultato sul tabellino del nostro palazzetto. Vedete, siamo al 12° minuto di gioco, è passato il primo quarto a reti inviolate. E adesso il Tiene con Rigo che dà a Zanini e il Tiene in avanti, scambio con Mandarini dietro porta, Mandarini non trova il filtrante per il passaggio, deve ripiegare, allora Zanini, Rigo,
ben chiusa la difesa del Seregno, tiro di Ballardin, para Dimone, inquadra molto bene e poi ricontinua l'azione per il Tiene Mandarini. È tutto un passaggio avanti e all'indietro il Tiene per non far capire le intenzioni, evidentemente disposizioni di Mr. Retis. E Pasquale adesso che passa a Tremolada. Tremolada mantiene la pallina attaccata alla stecca, non la dà a nessuno. Va al tiro che si affievolisce sulla stecca di Marco Mandarini. Già pronta l'azione in attacco del Tiene. E Ballardin che viene in avanti con fare un po' da gatto sornione, per così dire. Adesso più in velocità, gira dietro la porta e Fiazza che lo tallona, non dandogli spazio. Tiro di Zanini da metà campo, para Dimone, ancora possesso del Tiene. Mandarini sulla fascia destra, viene in avanti, sempre Fiazza che chiude in maniera impeccabile. Ancora il Tiene, Ballardin va al tiro, si immola come nel gergo calcistico, si immola Tremolada stendendosi proprio con la gamba addirittura, non consentendo che il tiro arrivi al portiere. Ancora Rigo in possesso, difesa del Seregno molto chiusa. Intervento del signor arbitro, però onestamente non abbiamo capito il motivo, perché non c'è né un fallo di squadra né niente, quindi c'è sfuggito la motivazione di questo stop del gioco. Palla accreditata al Tiene, Zanini, tiro, parata di Dimone. Ben lanciato verso la porta la pallina. Andrea Zanini evidentemente aveva visto il portiere forse non in perfetta posizione, voleva fargli uno scherzetto che non è andato a buon fine, deve quindi ritentare. Il Tiene, viene con Mandarini, Mandarini resiste all'intervento di Tremolada. Zanini adesso cerca di liberarsi, è ancora lui che insiste, va dietro porta, si gira, tocca per Conzato, un taglio micidiale dei due giocatori, uno schema evidentemente ben congegnato che per poco non trafiggeva Dimone, che in qualche modo era riuscito a chiudere. Si è scaldata tantissimo, siamo a 9 minuti dal termine, ancora il Tiene che fa pressione sulla difesa, Mandarini chiuso da Chirino che recupera palla, viene in avanti e tenta di superare Conzato, non ce la fa, allora è un 3 contro 2, tocca Rigo per Mandarini che sfiora il palo sinistro del Seregno, occasionissima, tutta in velocità, tutta ben giocata, altro tiro di Chirino, questa volta segna azione individuale del numero 44 del Seregno, che taglia tutto il campo, viene avanti, un tiro che non sembrava neanche tanto pericoloso, sta di fatto che supera il portiere Comin, che fino a questo momento non aveva parato tutto,
rete di Chirino, 1-0 per il Seregno. Prima rete della partita, si sblocca pertanto il risultato 1-0 per gli ospiti, i lombardi del Seregno, che avevamo già detto che sembrava il giocatore più pericoloso. Chirino, senz'altro, azione individuale portata da metà, dal fondo pista, anzi no, da metà, in diagonale da angolo ad angolo opposto, e scarica su Comin un tiro che non ce la fa a individuarlo, e quindi 1-0 per il Seregno. Per gli ospiti, quando mancano 8 minuti al termine del primo tempo. Fiazza chiuso bene da Conzato e Rigo, non gli danno scampo, recuperano la pallina e vengono in avanti. Tiro adesso forse un po' troppo forzato, quello di Zanini. Passaggio di Fiazza ad Enea. Enea tiene la pallina, cerca il taglio di Fiazza, lo aspetta, gli dà la pallina, va il tiro Fiazza, para Comin, è buona. Da qui si vedeva già proprio la trama dell'azione, non così in pista evidentemente, ma noi siamo fortunati perché abbiamo tutta la visuale del campo e poi anche dall'alto, quindi già mossa palla, no, dice di no l'arbitro. Partenza in questo momento del Tiene al 17esimo del primo tempo. Ancora entra, ecco, Daniel Somacale col numero 4, si gira Mandarini, un tiro un po' sbucciato, non inquadra la porta ma mantiene il possesso il Tiene. Fallo in attacco del Tiene, quindi palla al Seregno, che fino a questo momento ha disputato una partita veramente decisiva, molto ben giocata, con spirito di attacco preciso, volitivo, e con una difesa veramente eccezionale che non è riuscita ancora a perforare il Tiene. Adesso Chirino tiene la palla, ancora va il tiro, para Comin, pericolosissimo questo giocatore. Adesso Somacale non riesce a tirare per la chiusura di Tessarolo, che dà al Tremolada, tiro para Comin, un po' telefonato questo tiro. Ora Chirino per Tessarolo, all'indietro per Tremolada, bomba di Tremolada, tenta la deviazione Fiazza, non riesce, tiro allora deviato da Marco Mandarini, gli ritorna palla su Macale, spinto Mandarini da Fiazza, ancora Mandarini sposta comunque tutta la porta, il portiere l'ha girata completamente, impossibile fare gol perché qui dal nostro monitor riusciamo anche a vedere proprio il portiere quasi che sposta la porta, quindi adesso si deterge un attimo il sudore Filippo Dimone, fino a questo momento impeccabile nel ruolo di estremo difensore portiere del Seregno Hockey 2012. Palla 2, 4 contro il 44.
recupera palla il 4 che è Del Tiene. Ancora si dipana l'attacco, tocca Somacale, il tiro però in contrasto con la stecca di Dimone, quindi non riesce ad essere pericoloso. Ricomincia l'azione Zanini per Ballardin che è rientrato in pista. Ballardin non supera Chirino. Chirino tiene palla sulla fascia sinistra, deve darla all'indietro per il compagno di gioco. Recupera palla Chirino, supera Ballardin, va al tiro, para Comin buttando fuori la pallina. Altro time out chiamato da mister Geroni, secondo time out per il Seregno Hockey. Non ne chiama il mister Del Tiene, evidentemente non pensa di avere una grande panchina il Tiene, e cosa invece che forse non ha impiegato tutti. Cambia adesso Fiazza, entra col numero 30 Vaghi tra le file del Seregno, quando mancano 4 minuti e 41 secondi al termine del primo tempo. Palla in attacco del Seregno. È proprio Vaghi che muove palla, numero 30 bianco-verde. Chirino per Enea, tiro da molto lontano, centrale, ben indirizzato verso la porta, forse è stato proprio Vaghi a bloccarlo con il corpo. Tiro teso, non molto alto, molto pericoloso. Ancora il Tiene che non ha trovato il varco giusto fino a questo momento, il varco giusto per mettere in difficoltà la difesa del Seregno. Ancora Somacale che recupera palla, entra in area, finta il tiro, non riesce l'azione del Tiene. Ancora Zanini per Ballardin, deviazione del portiere Dimone. Riparte Chirino, per Tessarolo, ancora Chirino, Pasquale Enea, ancora insiste, però gli toglie palla Somacale. Si conoscono i due giocatori a tempi giocavano ancora in Under 19, Pasquale del Trissino, se non vado errato. Conclusione di Mandarini, adesso di Ballardin, nulla da fare, non riesce ad andare a rete il Tiene, deve continuare ad insistere. Ancora Zanini per Somacale che si lancia in avanti. Questa volta non riesce il controllo di palla, e Tessarolo che si viene pericolosamente in avanti a tu per tu con il portiere Comin. Alla fine il tiro un po' stoppato. Somacale tentava di far filtrare per Zanini, si chiudono le maglie della difesa del Seregno, non consentono il passaggio. Quindi ancora azione di Chirino che si scaglia in avanti, altra bordata colossale che colpisce il montante alla sinistra, secondo palo di Chirino che oltre al gol ha preso due montanti colossali, due bombe micidiali. È molto pericoloso, come abbiamo detto, il giocatore, molto pericoloso, infatti se ne avvale mister Geroni, se ne avvale fino all'ultimo. Adesso tentativo un po' troppo voluttuario
di Fiazza, il numero 3 del Seregno, scaglia sulla rete di fondo pista la pallina. Somacale per Zanini, deve per forza di cose Ballardin, chiuso da Chirino, conserva però la palla il Tiene, ancora Ballardin, tocco pregevole, non ben indirizzato nella porta di Dimone, però palla ancora al Tiene, è Mandarini che viene in avanti, non filtra il passaggio, invece è quello del Seregno che va a tiro conclusione con Fiazza di poco al lato. Palla adesso al 44 del Seregno, giocatore velocissimo, sa molto bene liberarsi dei contrasti con i giocatori avversari e andare al tiro. Vaghi adesso, Vaghi per Chirino che parte dalle retrovie, non affonda, appoggia su Pasquale, fanno possesso della pallina fino all'ultimo, 7 secondi al tiro che effettua Chirino, precisissimo, colpisce il portiere, palla però recuperata dal Tiene, ultimi 35 secondi di gioco di questo primo tempo che è appannaggio del Seregno per 1-0 grazie alla rete di Chirino. Ancora Zanini per Ballardin che passa, Mandarini, ma era un'azione perfetta, Mandarini non riesce a tirare proprio nel vuoto, Dimone ci mette una manata e blocca l'azione, altro tiro di Mandarini che colpisce il palo, nulla da fare, si chiude proprio sulla sirena questo primo tempo in vantaggio per il Seregno, 1-0. Si era scagliato in questi ultimi minuti il Tiene in maniera molto decisa in avanti per tentare di agguantare il pareggio, non c'è riuscito, quindi il signor Chiminazzo manda tutti negli spogliatoi, a risentirci fra 10 minuti circa.
Eccoci, ben ritrovati qui al Palaceccato di Thiene. Abbiamo il secondo tempo, la ripresa come si suol dire, partita terza gara di campionato, Serie A2, campionato nazionale. In pista c'è i giallo-blu del Hockey Thiene e il Seregno Hockey 2012. La conclusione del primo tempo ha visto in vantaggio gli ospiti, squadra ospite bianco-verde alla vostra sinistra nell'inquadratura, quindi 1-0 per i lombardi grazie alla rete siglata da Chirino, numero 44 del Seregno. Il Thiene in questo primo tempo si è dato molto da fare, soprattutto nei minuti finali, per agguantare il pareggio, ma la difesa del Seregno ha chiuso molto bene e poi Filippo Dimone non ha concesso nulla alla squadra locale. Giallo-blu, Hockey Thiene, che partono adesso in questo momento con Alberto Rigo, tocca per Luotti, tiro di Conzato, chiuso da Chirino, 44 del Seregno, oltre a essere micidiale in attacco è anche molto buono in difesa. Vedete, due giocatori per tentare di rubargli la pallina, alla fine ha la meglio Poli che scarica su Conzato. Ma dobbiamo dare i quintetti di partenza. L'Hockey Thiene con Comin in porta, il Luotti, vediamo, Luotti, Rigo, Poli e Conzato, questo i quattro esterni, mentre il Seregno con Filippo Dimone in porta, poi Enea, Pasquale, Fiazza, Tremolada e Chirino. Questa è la formazione con i quattro esterni del Seregno Hockey. Direttore di gara il signor Fabio Chiminazzo, in panchina per il Seregno il signor Luca Geroni, per il Thiene neanche a dirlo il signor Nicola Retis. Al tavolo a coadiuvare l'opera del direttore di gara c'è il secondo arbitro, il signor Niccolò Pavan, e quindi detto questo stiamo a vedere come si svolgerà adesso. Tiro di Rigo che si era liberato molto bene, però non è riuscito a impensierire Dimone con la sua conclusione. Adesso è Poli che viene in avanti, chiuso da Pasquale Enea, non riesce a concludere. Si salva il Seregno da questa incursione che era 1 contro 1. 10 secondi di tempo per liberare la propria metà pista, quindi palla al Thiene che è partito a sprombattuto. Vediamo se riuscirà a trovare quel minimo di lucidità per superare la difesa del Seregno, che nel primo tempo è stata diciamo impeccabile, non ha consentito nulla. Adesso trottola famosa Veronica di Andrea Poli, non inquadra la porta, quindi può ripartire il Seregno. Si lamenta il capitano del Thiene perché l'altro capitano, quello del Seregno, gli aveva preso il braccio, quindi per divincolarsi ha dovuto alzare la stecca, cosa non più consentita da quest'anno e che viene spesso evidenziata dai direttori di gara. Ancora Thiene in avanti e Poli, Luotti, Rigo, Conzato, fallo adesso del Seregno. Sono in perfetta parità il conteggio dei falli, 4 contro 4. Bella conclusione di Luotti a sfiorare i parastichi del difensore, però Dimone è piazzato, non si è fatto sorprendere
tiro adesso di Fiazza, chiude Conzato, ancora il Seregno in possesso di sfera con Tremolada che appoggia su Pasquale, un po' troppo decisa la difesa di Conzato che stende il numero 2 del Seregno, però non in maniera regolare, commettendo fallo. Seregno in avanti, tocca Chirino per Pasquale, Enea che dà a Tremolada, tentava di imbeccare Chirino, sarebbe stato un testa a testa con Comin, tira ancora Chirino, ribatte Comin, ripartenza di Rigo che tocca per Luotti, una minima deviazione non gli consente di tirare a rete, però caparbiamente riesce a conservare palla nella giungla di gambe del Seregno. Ancora Conzato tenta di far filtrare il passaggio per Poli, non viene chiuso però dalla deviazione di un difensore. Chirino adesso, attenzione, si scarica in avanti, tira, Comin para e ancora il tiene in avanti con Luotti che cade al suolo, passaggio di Poli per Rigo, non riesce il tiro al volo e quindi l'azione sfuma perché la presenza di Fiazza non consente altre conclusioni. Adesso tenta dietro porta, il tiene ad impensierire il Seregno, rigira in avanti, Conzato riesce a liberarsi, non a tirare, ancora palla sua, però Dimone gli butta via la pallina, recupero del tiene, adesso un 3 contro 2, attenzione, Rigo per Poli che tentava di servire, ancora Rigo, ma c'è stato uno scontro, non abbiamo visto. Conzato evidentemente si lamenta di essere stato colpito, vediamo, sì, effettivamente il giocatore del Seregno l'ha colpito, si sono chiariti che è stato evidentemente una cosa involontaria. Vedete proprio scontro fra i due capitani che stanno parlottando adesso per capire come mai. Chirino in avanti, chiude bene Luotti, velocissimo il giocatore del Seregno, non affonda però, recupera palla, il tiene con Luotti che tocca un po' troppo in avanti. Dimone riesce in due tempi a chiudere, la pallina la mantiene davanti alla linea, quindi palla a 2. Adesso Enea per Tremolada, tiro, para Comin, chiude molto bene il portiere del Tiene, allora Luotti ci pensa lui a venire in attacco, scarica un tiro sui pattini di Pasquale, ancora Luotti per Poli che gli passa un filtrante meraviglioso, conclusione al volo di Poli che però si scarica sulla rete di fondopista, tiro al volo alto, ben centrato, però che non impensierisce Dimone, ma si scarica molto molto in alto. Adesso vediamo una pausa, c'è un cambio, entra Somacale col numero 4, vediamo, sì, il portiere che ha chiesto, il portiere del Seregno che ha chiesto di poter detergersi il volto, evidentemente, caldo si fa sentire, ancora una palla 2 vinta dal Seregno,
recupera però il Tiene, e adesso fra Conzato e Rigo che va dietro porta, Rigo si gira, va al tiro, conclusione, sfiora il montante sinistro di Dimone. Bella la girata del giocatore. Adesso il passaggio va a servire Chirino, che magicamente con un tocco da dietro le gambe, un tocco magico di Chirino che va proprio sotto l'asta, malaugurato il passaggio di Rigo per Somacale, il tocco invece pregevolissimo del numero 44 del Seregno, che porta nuovamente in vantaggio 2-0 per il Seregno. Partita stregata per il Tiene, che non riesce a perforare né la difesa né la porta del bianco-verde. Non ci sta, adesso si scarica in avanti il Tiene, cattivo, molto cattivo, non vuole subire, però nulla da fare. Come abbiamo detto, malaugurato il passaggio, colpito male, è andato nella stecca di Chirino, che non ha perdonato, ha inflitto una rete di pregevolissima fattura sotto l'asta di Comin, e quindi 2-0 per la squadra ospite. Ancora in attacco il Tiene con Rigo che va al tiro, colpo! Riesce in qualche modo Dimone, deviando dapprima sul palo, poi gli è andato sotto la schiena, riesce a fermare la pallina scagliata da Rigo. Dobbiamo dire anche sfortunato il Tiene, perché questa palla veramente rimbalza davanti alla linea. Dimone ci ha messo di tutto, certamente, ma molto sfortunato il Tiene, non riesce a sbloccare il risultato. Quando mancano esattamente 18 minuti al termine del secondo tempo, scusate, ed è 2-0 per la squadra ospite del Seregno, che, sfruttando le rare occasioni, l'unica occasione del secondo tempo dobbiamo dire, mentre nel primo tempo varie sono state le conclusioni, e dobbiamo anche registrare 2 montanti colpiti da Chirino. Senz'altro il giocatore più attivo di questo Seregno, e che si è messo molto in vista in questa partita, che fino a questo momento ha fatto strabuccare gli occhi a tutti gli appassionati. Somacale riesce in qualche modo a far pervenire la pallina a Conzato. Viene in avanti il capitano del Tiene da Zanini, che adesso è entrato. Luotti perde palla, c'è Tessarolo, però caparbiamente va a riconquistarla. Un 4 contro 3, chiude Chirino, che gli ridà pallina, ma si chiude con un rientro fulmineo da parte di Somacale. Si chiude la difesa del Tiene, che recupera palla. Non ci sta il Tiene a aver subito 2 reti del Seregno, più che altro ancora con la mano è riuscito a tirar fuori. L'arbitro, piazzatissimo, ha detto di no. Mi sembrava avesse varcato la linea. Dimone in 2 tempi riesce a tirar fuori, non abbiamo visto dal monitor. Ancora Chirino, palo del asta, colpisce l'asta, una fotocopia dell'azione fatta del gol. Bellissima la partita, indubbiamente, ma il Tiene non riesce a superare la linea della porta di Dimone. Adesso è Zanini per Luotti, vediamo se con la cattiveria suppliranno alla tecnica i giocatori del Tiene.
Ancora tentativo di passaggio di Luotti, niente da fare, Tessarolo che va al tiro, rasoterra, ritorna all'indietro, c'è Chirino che prende palla, rallenta adesso, pericolosissimo il giocatore, si gira centropista, vediamo cosa metterà in campo. Fino a questo momento abbiamo visto che la tecnica del giocatore è veramente di livello, nulla da dire. Tiene adesso con Zanini che recupera la pallina ed imposta l'azione, difesa alta uomo del Seregno. E Luotti che viene in avanti, si libera, va al tiro, sfiora l'asta, sfortunatissimo il Tiene, il tiro era fatto ben indirizzato, sfortunatissimo, sfiora, lambisce appena la traversa, forse azione individuale di Luotti, si libera di uno o due avversari, tocco per superare Dimone, pallina che tocca, lambisce la traversa e esce sopra l'asta del porta del Seregno. Ancora Caparbio tiene in avanti, c'è Somacale che tocca per Luotti, non riesce a tirare, steccate da una parte e dall'altra, sta di fatto che gli impediscono la conclusione. Tiene che insiste con Conzato, sa che i 4 titolari del Seregno probabilmente non possono reggere 50 minuti. Infatti vediamo al portellino di entrata, vediamo un giocatore pronto del Seregno a dare il cambio. Ancora il tiene in avanti, è Luotti che tiene la pallina, la scarica su Somacale. Tiro di Conzato, chiuso dalla difesa. Pasquale adesso che viene in avanti, mantiene il possesso della pallina, però contrastato da 2, riesce a farla pervenire a Tessarolo. Ancora Pasquale, tenta di servire Tessarolo, cadono in area, adesso Somacale che viene in avanti, tocco per Zanini, Zanini si libera, tenta di tirare, si lamenta col signor Chiminazzo che ha fischiato, adesso vediamo Chiminazzo, no, non abbiamo capito cosa ha fischiato, non fa nessun gesto. Sì, certo, probabilmente è rigore, anzi è rigore perché il numero 6 Luotti ha messo già la pallina nel dischetto, ma non ha, è solo adesso che fa il segno. Comunque sia, rigore per il Tiene. 14° del secondo tempo, para Dimone, non ce la fa Luotti a segnare, 2 volte è stregata la porta, parata di Dimone sulla conclusione iniziale e poi anche sulla ribattuta, è riuscito a chiudere, Dimone è riuscito a chiudere, nulla da fare, veramente stregata. Ancora il Tiene, tiro di Luotti, altro palo, non è possibile, una cosa incredibile, e c'è la famosa lastra di plexiglass, non possiamo altro che dirla in questo modo, la famosa lastra di plexiglass. Non me ne vogliano i tifosi del Seregno, è uno scherzo logicamente, ma sembra proprio che la pallina non riesca a entrare. Una conclusione bomba di Luotti che si scarica sul palo di Dimone. Vediamo, ci sono ancora altri 13 minuti, sembra un po' soffrire adesso anche la deviazione sul tiro di Zanini, non va in porta,
sembra un po' soffrire la pressione del Tiene. Sembra un po' soffrire la pressione del Tiene il Seregno, sta di fatto che non sta per niente capitolando. Sono bei chiusi in difesa, ma non stanno per niente capitolando. Tiro di Somacale, pallina smorzata dalla difesa, recupera Luotti, viene in avanti. Ancora il Tiene che muove palla, Luotti cerca di trovare la squadra di casa, trovare finalmente il varco giusto. Tiro di Somacale deviato dalla stecca di Pasquale, recupera palla il Seregno, ancora Pasquale che tocca per Tessarolo all'indietro per Fiazza, fa girare moltissimo la palla il Seregno, adesso non riesce ad agguantarla il numero 2 e quindi ancora in avanti il Tiene. E Filippo Ballardin e Fiazza che gli butta via per un attimo la pallina, cambio ancora, entra Mandarini, sta facendo girare al massimo la panchina mister Retis, sperando che crollino i giocatori bianco e verdi. Somacale, Ballardin adesso in avanti, è un pressing forzato, micidiale, quello che sta mettendo in atto Tiene, e deviazione mancata di Mandarini sul passaggio di Zanini. Le stanno tentando tutte, però la pallina non va in porta, chiude, agguanta la pallina a Ballardin, si porta in attacco, supera un giocatore, pallina a Mandarini, niente da fare, riesce Chirino ad avere la meglio, a venire su. Attenzione perché il giocatore è dotato di una tecnica sopraffina, non bisogna dare spazio al 44 bianco-verde. Pina, qualcosa di molto grave per il Tiene. Adesso sono pronti nella panchina addirittura 2 giocatori del Seregno pronti ad entrare. Vediamo quando mister Geroni darà il via. Chirino per Fiazza, all'indietro per Enea Pasquale. Enea Pasquale viene in avanti, chiude Ballardin, un 2 contro 2. Attenzione, un 2 contro 2, alza la palla. Ballardin va al tiro, Dimone non si fa sorprendere, para con il guantone sinistro. Insistente, perforante, percussionante l'azione del Tiene, in percussione continuata. Cambio, esce Somacale, entra Poli per il Seregno, escono in 2 Tessarolo e Pasquale, entra Vaghi e Tremolada, rimangono in campo Fiazza e Chirino, sicuramente due colonne portanti del Seregno. Attenzione, Chirino che va al tiro, chiuso questa volta dalla difesa del Tiene, tenta di alzare palla, gli ribatte la pallina Ballardin che la recupera e rilancia per il Tiene. L'azione viene su, siamo a 10 minuti dalla fine della partita, palla al Poli che non riesce a tirare perché nella girata Vaghi gli impedisce il movimento. Tenta in tutti i modi anche il Seregno di difendersi, buttando via la pallina degli attaccanti giallo-blu. Poli adesso in avanti, Poli che viene su, Zanini tenta di servire Poli, ci sono i pattini di Chirino, c'è anche la stecca di Chirino, adesso c'è Tremolada che mantiene il possesso della palla. Tremolada dà a Pasquale, Fiazza, Vaghi è già in
passaggi larghi il Seregno, tentativo estremo di mantenere il risultato invariato. Tiene che deve costruire, certamente Tiene deve costruire, deve trovare la possibilità di entrare dapprima nella difesa del Seregno, poi superare il portiere. Palla in attacco per il Tiene. Tocco di Tremolada che ha buttato fuori dalla pista la pallina. Allora ancora il Tiene in avanti. Vediamo se riuscirà in questi ultimi 8 minuti e 44 secondi a raddrizzare il risultato che fino a questo momento è sfuggito. Grazie anche a tutte le parate di Dimone. Ancora Poli che insiste su Vaghi. Ballardin adesso va il tiro, Ballardin, tiro deviato fuori dalla pista, ma deviazione del Seregno, quindi attacco, pallina in attacco per il Tiene. Fischio di Chiminazzo, muove palla e Tiene. È Ballardin che perde palla per l'intervento di Tremolada, che viene in avanti col suo poderoso fisico, riesce a servire Fiazza da solo davanti a Comin che non si fa superare. È prestazione egregia del difensore, estremo difensore del Tiene. Subito in attacco il Tiene, è Zanini che viene in avanti, Poli che supera ma commette fallo, è chiamato un fallo, non sappiamo se Poli o Mandarini, non mi sembrava Poli, commesso il fallo, esce Fiazza, entra Chirino, è rimasto pochissimo fuori, però sta di fatto che è riuscito a recuperare un attimo di fiato Zanini. Mandarini non trattiene la palla che arriva a Poli in maniera un pochino sconclusionata, deve ripartire il Tiene da metà pista. Tocco per Mandarini, si chiude il Seregno, ancora Ballardin in avanti. Fischio del signor Chiminazzo, stecca alta, palla al Seregno, 7 minuti e 12, risultato di 2-0 per il Seregno. Chirino che viene in avanti, chiuso da Zanini, dà all'indietro per Pasquale, fa girare tanto palla il Seregno. Tremolada che cade, time out chiamato da Mr. Retis. Quando siamo a 6 minuti e 50 secondi al termine dell'incontro, il risultato fissato grazie alle due reti di Chirino, fissato sul 2-0 per il Seregno Hockey. Nuovamente i giocatori in pista.
Vediamo se le istruzioni di Mister Retis sapranno dare quella scossa che non è giunta, non è arrivata fino a questo momento ai giocatori del Tiene. Adesso Ballardin para Dimone, Pasquale butta via la pallina, insiste però il Tiene con Poli, battaglia corpo a corpo con Pasquale, palla di Piazza, tiro, chiude Comin. Tremolada del Seregno recupera palla, ma Ballardin gliel'aveva rubata. Tremolada in fallo riesce a stoppare il giocatore del Tiene. Centropista ancora per Ballardin. Ballardin per Zanini, tiro, ribatte Tremolada, ancora Tiene con Mandarini, Zanini, Poli chiude benissimo Pasquale. Partita egregia in difesa del Seregno, niente a dire, veramente perfetti, precisi, puntuali, sempre a premere, sempre a chiudere con le stecche giù, con i pattini, a bloccare ogni iniziativa del Tiene. E poi c'è, come abbiamo detto, un certo Filippo Dimone che ha parato anche l'impossibile. Tiro di Poli a 5 minuti e 38 al termine della partita, sblocca finalmente il risultato per il Tiene. Rete di Poli micidiale, secco, conclusione che viene in avanti dal limite dell'area, non riesce Dimone, conclusione violenta, ben tirata, sfiora il palo, sblocca il risultato, una rete per il Tiene, 2 per il Seregno, 5 minuti e 38 al termine dell'incontro, si fa incandescente la partita, senz'altro. È dimezzato lo svantaggio con questa rete micidiale di Poli che riesce a superare Dimone. Ancora tiro di Poli che para la pallina, arriva a Zanini, tiro nuovamente di Zanini che non riesce a superare il portiere del Seregno. Cinque secondi di antigioco, quindi palla in attacco al Tiene. Piazza si piazza davanti alla palla, non consentendo l'immediato passaggio che Conzato voleva indirizzare per qualche giocatore. Ancora stecca alta. Sembra che dalle disposizioni della federazione guardino sempre questo movimento che non incide per niente nel gioco. Ballardin che tenta di entrare, Tremolada gli blocca l'accesso, la pallina viene respinta dalla stecca di Dimone, un attacco al fortino del Seregno che si è chiuso in una ancora time out, questa volta chiamato da Giarone. Si muovono in due, c'è Enea che si spingono e poi alza la stecca il 17 del Tiene, quindi l'arbitro fischia. Come abbiamo detto c'è stato un richiamo senz'altro della federazione su questo movimento irregolare certamente, ma che adesso fino a quest'anno non veniva mai fischiato, adesso è un continuo. Vediamo
palla al Seregno, se non vado errato, 4 minuti e 32 secondi per le speranze della squadra di casa, 4 minuti e 32 secondi, adesso è Poli e Ballardin non riescono, sì, riescono a recuperare palla, intanto c'è un corpo a corpo fra Fiazza e Poli, se ne stanno vedendo di tutti i colori, adesso è Poli che ruba la palla a Fiazza, stanchissimo il giocatore del Seregno, tiro di Ballardin, pare in qualche modo, forse non è neanche arrivato alla stecca di Dimone, ancora in attacco il Tiene che qualche riserva di fiato in più ce l'ha, Zanini chiuso da Tremolada deve dare a Poli che si gira, tocco per Ballardin, la pallina rimane lì magicamente, la recupera il Seregno, tiro, no, finta di tiro di Pasquale Enea, ancora il Tiene in avanti, è Zanini per Poli che non agguanta, deve rimpostare l'azione, Poli ancora che si gira, tocco per Conzato che non trova il momento giusto, si lamenta il capitano del Tiene, giustamente era stato avvinghiato con la stecca addirittura, però il signor Chiminazzo adesso vediamo, li sta redarguendo entrambi. Tiro di Fiazza che viene su, la recupera Ballardin, chiuso in maniera, dà il fallo a Ballardin, il signor Chiminazzo, veramente incredibile, questa volta, e dà anche un giallo a Poli per proteste, no, è veramente chiuso in maniera sconclusionata, scomposta, estremamente pericolosa dal numero 17 del Seregno, scusate gentili telespettatori, ma che chiude favolare in alto il 16 del Tiene, ma il fallo al Tiene non ci stava, almeno a nostro modo di vedere. Dopo, essendo il signor Chiminazzo a pochi metri, ha diversamente valutato. Sta di fatto che a 2,55 fallo per il Tiene, ancora in vantaggio il Seregno che tira su, tiro alto che arriva a Comin. Adesso Chiminazzo dà il blu forse per una azione di Conzato che è andato addosso al numero 2 Enea Pasquale, però il blu è stato combinato a gioco fermo, palla in attacco al Tiene per tiro alto fatto da Chirino ancora nell'azione precedente. Sta di fatto che gli ultimi 2 minuti il Tiene dovrà giocare in tre giocatori, è Chirino che viene in avanti, dà a Tremolada, tiro para Comin, ripartenza del Tiene con Zanini che dà a Ballardin, devono fare sicuramente gli extra i giocatori del Tiene, adesso Pasquale, Fiazza, para ancora Comin, Zanini in avanti, si porta in avanti il Tiene, chiude Fiazza, ripartenza di Chirino tocca all'indietro, tanto sa che andrà ai propri compagni. 2 minuti al termine della partita, vanno adesso in attacco a quadrato il Seregno, anche se con tocco di
veramente tocco di Tremolada, deviazione, stava per entrare la pallina, scusate l'eccesso, ma per pochissimo non andava, non fruttava la terza rete. Ancora tiro di Pasquale Enea sotto l'asta, è rete. Pasquale Enea porta a 3 le reti del Seregno ed è una conclusione, un tiro perfetto sotto l'asta a 1 minuto e 23 dalla fine della partita. 1 minuto e 23, rete di Pasquale, adesso vediamo il Tiene, è sotto di 2 gol. 1 minuto e 13 al termine dell'incontro, non ci sta, tenta il tutto per tutto, Luotti va al tiro, Paradimone. E allora Fiazza che si libera di 2 giocatori, viene in avanti, tiene pallina sicuramente, la perde adesso ed è Poli che viene in avanti, tira una bordata colossale, però stoppata da Chirino, recupera Ballardin. Tiro di Ballardin, alto, è un po' troppo veemente, questo non ce lo aspettavamo. Fallo di Pasquale, stecca alta in area evidentemente. Sì, stecca alta in area, rigore decretato dal signor Chiminazzo, 38 secondi al termine della partita. 38 secondi al termine della partita, rigore per il Tiene. Si incarica del tiro Poli. Parata di Dimone, ancora Poli, arriva Luotti e segna! Luotti tira addosso al portiere, segna 32 secondi, rete di Luotti, seconda rete, siamo ancora sotto di una però, seconda rete del Tiene, 32 secondi al termine della partita, palla al Seregno che scarica su Pasquale, Tremolada per Chirino, pallina alta, ci sono ancora 26 secondi, esce il portiere Comin, entra il quinto giocatore di movimento, il Tiene tenta il tutto per tutto, molto lontano, chiusissimo il tiro di Zanini, ribattuto da Tremolada, 8 secondi, tiro di Luotti, ancora ribattuto, ultimi secondi, scampoli della partita, deviazione di Poli che non è andata dentro, esulta il Seregno, porta a casa l'intera posta il Seregno con una partita encomiabile l'atteggiamento per tutta la gara della squadra lombarda che riesce a espugnare il campo del Tiene e si porta a casa i 3 punti con un 3-2 micidiale pesantissimo per tutto quello che ha messo in campo il Tiene. Soprattutto un secondo tempo vibrante, acceso, attaccato in tutti i modi, in tutte le possibilità, sia la difesa che il portiere del Seregno. A loro va un applauso scrosciante, non c'è niente da dire. Hanno fatto l'impossibile per mantenere il risultato e anche fino all'ultimo sono riusciti a portare a casa l'intera posta. Non resta che da augurarvi una buona serata a tutti voi e arrivederci al prossimo incontro del campionato di Serie 2. A voi tutti un cortese buonasera.